Buongiorno alla polizia, mi dica. Questa ragazza che mi sta stalkerizzando mi continua a chiamare ancora quest'ora. Io la sera basta mattina c'ho sempre la mia famiglia di fare del male. E ha dei precedenti, il suo ex compagno? Sì. Anche con me, con episodi di violenza, infatti mio padre si è mandato fuori anche, ma continua a chiamare, ho cambiato numero. E adesso le ha fatto delle minacce che va a casa dei suoi a fargli del male? Con una tonaca di benzina, sì. Solo che continua a chiamarmi, mia mamma non mi risponde, io non sapevo cosa fare. E che voleva fargli del male, che andava lì e con una carica di benzina? Sì, mi ha detto che ammazza la famiglia, io vado in galera ma se muore. Va bene, mando subito la volante lì sul posto, ok? Poi ci sentiamo, signora. Va bene, Se le arrivano altri messaggi, comunque io poi tra un po' la richiamo e mi dice che cosa le arriva, ok? Sì. Va bene. Allora, 275. Avanti. Allora, dovresti portarti in spiego, questi signori sono in pericolo perché l'ex fidanzato della figlia, che non è a casa, perché il papà l'ha mandata via da Asti, ha minacciato la figlia di ucciderle tutta la famiglia per delle cariche di benzina in auto. Portatevi davanti all'abitazione di questi signori che sono in pericolo. Abbiamo ricevuto, ci portiamo